Dunque riprendiamo la nostra trasmissione dalla piazza, ma solo per un attimo, perché ora vedremo insieme alcune immagini che racchiudono il sentimento profondo della festa di Santa Barbara. E vedremo appunto come durante tutto il periodo dei festeggiamenti tante sono le occasioni in cui viene manifestato il grande rapporto di fede e devozione della comunità burcerese nei confronti della Santa Vergine e Martire. Tra questi appuntamenti vi è quello solenne della vestizione del simulacro della Santa, raffigurata con a fianco la torre, simbolo della sua orribile prigionia. E il rito della vestizione si svolge all'interno della chiesa parrocchiale di Nostra Signora di Monserrato sotto la vigile guida del parroco Don Giuseppe Pisano. A rendere ancora più solenne l'evento è la colonna sonora delle Launeddas, Sulittu e organetti guidati da Mario Aledda, che esprimono alcuni dei repertori musicali e religiosi. I giovanissimi componenti il comitato organizzatore, con in testa il presidente Davide Zuncheddu, procedono nel rispetto della tradizione nell'effettuare la vestizione della Santa e a porre tutti gli ori ex voto della comunità che attraverso l'intercessione della Santa ha ottenuto la propria grazia. La suggestione si vive, si sente intensamente nel canto del rosario che gli uomini e le donne di Burcei, posizionati nei banchi della grande chiesa ottagonale in stile neoclassico progettata dall'architetto cagliaritano Gaetano Cima e edificata nel 1886, recitano a gran voce con la caratteristica intonazione e musicalità locale. Ad attendere il simulacro all'esterno della chiesa un carro ben addobbato di fiori e tappeti trainato da un possente giogo di buoi che in processione porteranno la Santa nella sua chiesetta all'ingresso del paese. Le campane suonate a distesa e alcuni gruppi folcloristici anticipano il passaggio della martire cristiana nelle vie del paese. Sacuedolus di Settimo San Pietro, Sadomme Varra di Musio, di Quarto Sant'Elena, ma ancora gli stendardi religiosi, i suoni di organetti e launeddas, il canto dei rosari dei numerosi fedeli, il gruppo folcloristico San Giorgio di Villapuzzu, ma soprattutto tantissima gente al seguito della Santa nel suo breve pellegrinaggio fino alla chiesa a lei dedicata. È proprio nel sagrato ben allestito della chiesetta edificata 92 anni fa e restaurata di recente con un bellissimo e caratteristico altare in ginepro che una folla di fedeli attende di partecipare alla solenne celebrazione della messa cantata dal coro parrocchiale diretto da Margherita Medis e accompagnato dalle musiche suonate alla tastiera da Salvatore Lobina. Al termine della Santa Messa, celebrata da Don Antonio Pisano, fratello del parroco, i fedeli finalmente possono manifestare tutto il proprio affetto alla Santa Martire, con una carezza, un bacio o semplicemente il segno della croce davanti alla sacra statua vestita con gli ori ex voto che raccontano di una devozione sentita, di tormenti e sofferenze, di riconquistate gioie e felicità ottenute proprio con l'intercessione della Vergine Martire. Ma torniamo nella chiesa parrocchiale del Cima, perché la domenica mattina si svolge la solenne benedizione delle 8 corone, tante quante i componenti il comitato, che già 2 settimane prima le avevano portate in giro per il paese per ricevere le offerte utili ad organizzare al meglio i festeggiamenti. La stessa cosa avviene dopo la benedizione della domenica impartita da Don Giuseppe Pisano e quindi le corone tenute dalle donne del comitato, accompagnate dai suoni delle launeddas e organetti, vengono portate nuovamente in giro per le vie del paese per una nuova questua. Una settimana dopo si tiene la cerimonia conclusiva dei festeggiamenti con i passaggi di consegna tra il vecchio e il nuovo comitato. Si comincia la sera, dalle ore 20, all'esterno dell'abitazione del presidente Davide Zuncheddu, che con tutto il comitato schierato si prepara per la consegna delle bandiere, degli abiti e dei preziosi ex voto del comitato uscente al nuovo obriere Paolo Lobina.
Tutto è pronto e sul carro, trainato dal possente giogo di buoi, è stata già posizionata la preziosa cassapanca intagliata che contiene gli abiti e i gioielli di Santa Barbara che in serata stessa saranno consegnati al nuovo obriere. Tutti i vicini di casa sono fuori dalle loro abitazioni per salutare il passaggio dei beni della Santa e il passaggio del comitato che si avvia verso la conclusione del proprio mandato. Una pratica suggestiva e affascinante per questa cerimonia è caratterizzata dal canto dei poeti improvvisatori che proprio a Burcei godono di una tradizione antica e profondamente radicata. I poeti improvvisatori Roberto Zuncheddu con Simone Zuncheddu, accompagnati da Subascio e Contra di Filippo Urro e Rossano Cardia, racchiudono in versi l'impegno del comitato che va a concludersi per poi rinnovarsi col nuovo priore e così via negli anni a venire. Il lungo e partecipato corteo che accompagna l'antica casapanca intagliata, contenente i preziosi tesori della Santa, è preceduto dalla banda musicale di Monastir, diretta dal maestro Alessandro Cabras, ma anche dai musicisti tradizionali, guidati da Mario Aledda, e da tantissimi devoti di Santa Barbara. Si attraversa il paese per raggiungere il centro storico dove si trova la casa del nuovo priore che riceverà la bandiera e gli ori custoditi nella bellissima casapanca. Tutto è perfettamente organizzato perché ora è la volta dei poeti improvvisatori Luigi Zuncheddu, figlio di Roberto, e Paola Dentoni che accolgono il comitato e nei loro versi anticipano l'impegno del nuovo priorato per le iniziative che segneranno la prossima edizione della festa di Santa Barbara. Il bacio delle bandiere è il grande segno d'affetto per il distacco dei preziosi vessilli da parte del comitato uscente. Davide Zuncheddu consegna solennemente a Paolo Lobina la preziosa bandiera, simbolo dell'impegno e responsabilità che come consuetudine accetta e bacia affettuosamente le stoffe simboliche, così come faranno tutti i componenti del nascente priorato. Molta commozione intorno a questi antichi e semplici rituali che segnano la fine di un impegnativo lavoro per il giovane comitato uscente e segnano l'assunzione di questo nuovo onere e nuove responsabilità da parte del nuovo priorato guidato da Paolo Lobina. E ancora canti perché dopo i versi di improvvisazione è la volta dei Goccios di Santa Barbara cantati da Paola Dentoni che col piccolo spettacolo pirotecnico che segue suggellano le fasi della cerimonia ed entrano nella nuova piccola pagina di storia di una festa tanto sentita e partecipata dai burgesi.